Riqualificare i pascoli per salvarli dall'abbandono è partito con il primo incontro operativo, il progetto, capofila alla provincia di Belluno, che si propone di salvaguardare e rigenerare il patrimonio malghivo bellunese. Questa è una delle misure che ci permetterà di recuperare il territorio da un punto di vista paesaggistico e di metterlo a reddito. È stato il Circolo Cultura e Stampa bellunese, affiancato da Veneto Agricoltura, che ha contribuito con 80.000 euro in sinergia con l'Università di Padova a proporre il progetto e a giudicarsi il bando di Cariverona, che l'ha finanziato con 290.000 euro per gli interventi da realizzare a Malga Coltoront sul Nevegal, Casera Palla in Alpago, Malga Foses a Cortina, Malga Kerz a Livinallongo, Malga Chivion in Val Visdende e Malga Dignassa a Santo Stefano di Cadore. Dopo il sociale, dopo la cultura, anche il territorio. È un progetto pensato ancora 2 anni fa, quando insieme a Nicola Dell'Acqua, Veneto Agricoltura, ci ha spinto a occuparci di questo problema delle malghe sull'invasione del bosco, sul recupero dell'acqua e su mettere attorno alla malga anche un'attrazione turistica. Un capolavoro, lo definisce Luigino Boito, che può essere replicato e che ha già un futuro anche nel settore bio del latte di montagna, perché salvaguardare i pascoli allarga l'orizzonte a svariati ambiti: biodiversità, cultura agricola, tradizioni, eccellenze. Le malghe sono l'unica maniera di tenere pulito il territorio, limitare l'avanzata del bosco, che sarebbe inevitabile, e da un punto di vista paesaggistico senz'altro rendono la montagna più bella. Nella fase di progettazione degli interventi credo che possiamo contribuire per formulare delle linee guida che permettano di valorizzare la multifunzionalità di questi alpeggi. Contributo fondamentale dell'Università sarà la fase di monitoraggio e di formazione con la collaborazione dell'Istituto Agrario di Feltre. I tempi: entro la prossima primavera si chiuderà l'iter burocratico del progetto con i primi interventi nell'estate 2025 e la conclusione nel 2026.